In Moldavia dall'inizio della guerra si sono rifugiati più di 630.000 profughi ucraini, aiutati anche dalla protezione civile italiana. I russi della Lettonia sono il 30% della popolazione, ma sono divisi tra la lealtà a Riga e il richiamo di Putin. Elke Kar, popolarissima sindaca di Graz, è l'unica comunista a governare una grande città austriaca. Il parco archeologico di Butrinto, l'antica Butroton, è la principale meta del turismo archeologico in Albania. Un documentario racconta come un paese istriano abbia superato i rancori della guerra grazie alla socialità creatasi in un cinema. All'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la Moldavia si è trovata sin da subito in prima linea nell'accoglienza di donne e bambini che scappavano dalla guerra, uno sforzo enorme per un piccolo paese tra i più poveri d'Europa. A distanza di 8 mesi l'emergenza non è cessata nonostante i numeri siano ben altri. L'italiana Francesca Bonelli, rappresentante a Chișinău dell'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, ha ben chiaro come i bisogni tutt'altro che diminuiti siano cambiati. Dall'inizio della guerra sono arrivati in Moldavia più di 630.000 rifugiati, al momento ce ne sono 95.000 che vivono qui in Moldavia. Non se ne vogliono andare, non vogliono andare oltre come hanno fatto la maggioranza di quelli che sono arrivati a marzo, ad aprile, perché sono vicini casa. Sono donne, bambini, anziani che adesso hanno bisogno di aiuto per essere in una vita normale, per andare a scuola, per avere un lavoro, per avere una casa e soprattutto con l'inverno che arriva per essere sicuri di essere al caldo e di essere in un posto accogliente. La grande difficoltà adesso è che non abbiamo più 30.000 rifugiati al giorno come in marzo, ma i bisogni sono ancora molto forti, hanno cambiato il tipo di bisogni perché la maggioranza dei 90.000 rifugiati che sono qua in Moldavia stanno ospitati da famiglie moldave, ma la Moldavia è uno dei paesi più poveri in Europa. C'è bisogno di risorse dunque, ma non solo. L'accoglienza è una macchina complessa, fatta anche di protocolli e buone pratiche che devono rispondere a standard internazionali. Anche in questo il ruolo dell'Italia continua a essere determinante, spiega l'ambasciatore Lorenzo Tommasoni. UNHCR con fondi italiani sta dando consulenza al Parlamento moldavo per disciplinare la materia conformemente agli standard dell'Unione Europea. Questo è importantissimo perché, come sa, la Moldova è ora uno Stato con status di candidato all'adesione all'Unione Europea, grazie anche al sostegno italiano, e questo sarà uno dei modi per dimostrare come già stanno facendo le migliori pratiche che il Paese possiede nella gestione dei rifugiati. Ma l'Italia ha fatto la sua parte sin dalla prima ora. L'ambasciatore snocciola alcuni dati. 20 tonnellate di aiuti portati dal ministro Di Maio a guerra appena scoppiata, e abbiamo avuto un campo da 500 tende venuto dal Trentino da parte del Ministero dell'Interno. Campo profughi di ultima generazione, quello portato qui dalla Protezione Civile del Trentino Alto Adige nei giorni immediatamente dopo l'invasione. Il flusso di rifugiati in calo già allora ha fatto sì che finora non sia servito. Resta conservato in un deposito a mezz'ora di macchina da Chișinău. Quasi 2 milioni di euro di donazione, tende, impianti elettrici, bagni, cucine da campo, tecnologia che la Protezione Civile moldava, come ammette il suo capo Vitaly Grabowski, non aveva mai visto. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. L'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza della Repubblica di Moldova non ha finora mai avuto un'attrezzatura da campo così performante che includa dalla A alla Z tutti gli elementi per un campo moderno ed efficiente. Siamo grati alla Protezione Civile dell'Italia che è venuta in nostro aiuto per aumentare la nostra capacità di gestire il flusso di rifugiati dall'Ucraina. È l'augurio che fa Grabowski a sé e a tutto il Paese e che non debba mai servire. Dopo la guerra in Ucraina nulla è come prima per i russi che vivono in Lettonia, dove rappresentano il 37% della popolazione totale. L'invasione di Putin ha segnato profondamente i rapporti, le amicizie, le famiglie e la politica, perché Saskania, il partito che ha rappresentato la comunità russa, è rimasto fuori dal Seima, il Parlamento lettone. Per 20 anni è stato il partito più votato del paese, ma non ha mai governato. Le altre forze hanno sempre trovato il modo di coalizzarsi.
Tanti elettori non si sono sentiti più rappresentati da noi che abbiamo condannato l'invasione russa dell'Ucraina e sostenuto il suo ingresso nell'Unione Europea. Siamo stati penalizzati anche per aver sostenuto le restrizioni durante la pandemia. E poi capisco che gli elettori siano stanchi del fatto che non siamo mai riusciti a imporci nei processi decisionali in Parlamento, pur avendo avuto il maggior numero dei deputati. Dietro alla sconfitta di Saskania c'è anche la questione della demolizione del monumento della vittoria sul Terzo Reich, che secondo il governo glorificava l'Unione Sovietica. Il partito non ha mai espresso una posizione chiara e questo ha fatto nuovamente emergere il gap generazionale. Tanti over 60 sono ancora legati al passato sovietico, ma dopo la guerra si sono sentiti traditi e disorientati e hanno condannato la Russia. I giovani invece parlano il lettone, sono più integrati e si identificano con la società lettone pro-europea. Il conflitto fra lettoni e russi non mi riguarda. A casa parlo il russo, poi vado al lavoro e parlo lettone. Non capisco come le persone che vivono in Lettonia non parlino o non si sforzino di parlare il lettone. All'inizio della guerra sostenevo i russi ed ero contro le sanzioni, ma ora la situazione è fuori controllo e la maggior parte della gente non sostiene più Putin. Il rapporto tra i lettoni e i russi è peggiorato dopo la guerra. La gente è arrabbiata con i russi e mi dispiace tanto per i russi più anziani che non parlano il lettone. Denis Khanovs è cittadino lettone di origini russe, proviene da una famiglia mista come tante, sua madre è ucraina ed è docente universitario di comunicazione interculturale. All'inizio è stato difficile parlare della guerra con mia madre influenzata dalla propaganda russa. Fino a poco tempo fa non c'erano i media lettoni in lingua russa. Si seguiva la TV di Stato russa, oscurata dopo l'invasione di Putin. In marzo è arrivata addirittura a rinunciare a negare la propria identità ucraina. Secondo Khanovs, a segnare la sconfitta di Saskania c'è anche la questione della riforma del sistema scolastico, approvata dopo anni di discussioni e che prevede l'insegnamento esclusivamente nella lingua ufficiale, in lettone. La nostra proposta sanciva il diritto di frequentare una scuola in cui la lingua di insegnamento predominante fosse la madrelingua. Un cittadino su 3 è russofono e paga regolarmente le tasse. Questa è una discriminazione. Certe questioni vanno superate utilizzando ad esempio lo strumento europeo della tutela delle lingue minoritarie come fanno gli altri. Qui invece prevalgono le logiche nazionalistiche. La responsabilità è dei politici lettoni e russi che dopo l'indipendenza nel 91 non hanno saputo costruire uno spazio comune e Putin ha sfruttato con astuzia questo vuoto, riempiendolo di propaganda. Ha 61 anni, un diploma di studi superiori e il tesserino del Partito Comunista dal 1983, Elke Kaak non è solo la prima donna sindaca della seconda città dell'Austria, ma anche la prima comunista dal dopoguerra a capo di una grande città austriaca. Sì, è stato uno shock quello del Partito Comunista Graz. Credo che lei abbia successo perché è di esempio e con quello che dice è molto credibile, ma non credo che gli abitanti di Graz siano comunisti. Sono molto fiera di lei. Personalmente trovo che abbia veramente aiutato le persone in situazioni di necessità con la casa. Credo che sia ciò di cui abbiamo bisogno ora. Finora sono molto contento di quello che fa. Ha fatto un buon lavoro. Credo che si adoperi per gli altri. Non concordo così tanto con il suo partito, ma credo che lei sia una bravissima persona e che stia portando un vento nuovo, una nuova era. Eletta nel novembre 2021, sfiorando il 30% delle preferenze e coalizzandosi con Verdi e socialdemocratici, Kaak è consapevole di quanto la sua militanza politica sia tuttora divisiva, ma ha una visione molto chiara del suo impegno e dei suoi obiettivi politici.
Le persone ci votano da decenni, nonostante noi siamo del Partito Comunista. Ma non si tratta di portare le proprie opinioni come un ostensorio, quanto di avere coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, di proporre una rappresentanza politica che mette al centro le persone che hanno problemi. Eine Politik vertritt, die die arbeitenden Menschen ins Zentrum stellt und dass man parteilich ist. Un'attenzione per il sociale che ha indotto da sempre Cara a devolvere il 75% del suo stipendio ai bisognosi, al punto che le sue elargizioni dal 2005 a oggi hanno superato il €1.000.000. Altro punto di forza del suo impegno, quello per le case popolari nella zona povera della città, quella della Triester Siedlung, ancora oggi per lei prioritaria. Abbiamo installato gli ascensori, i balconi e andiamo avanti. Oggi risaniamo gli appartamenti dal punto di vista termico. Sforzi che fanno parte di un programma articolato che ha incluso l'istituzione di un fondo per aiutare sia i disoccupati sia chi ha un basso reddito. Nessuno deve pagare di più di un terzo del suo reddito per la casa, dunque affitto, costi di esercizio e i costi totali di riscaldamento, cosa questa molto importante a causa del caro bollette, nessuno deve mai pagare più di un terzo del suo reddito per l'appartamento. Ciò nonostante, restano ancora alcuni problemi da risolvere. Trovo ottimo che lei faccia molti progetti per il sociale, però penso che non ci sia bisogno solo di questo. C'è bisogno anche di strutture per la classe media. Necessità riconosciute anche dalla prima cittadina. Ci sono ancora molti punti del mio programma che non sono riuscita a concretizzare. Vorremmo che i creativi, gli operatori culturali venissero pagati in modo da poter sopravvivere anche quando non hanno commissioni. C'è poi la questione dell'assistenza ai bambini, ma la paga degli educatori è pessima, deve essere migliorata e abbiamo bisogno anche di più strutture. Ma questo è un problema che non possiamo risolvere noi da soli a Graz. Abbiamo bisogno anche della regione della Stiria, governata dal Partito Popolare di centrodestra. Il Parco archeologico di Butrinto, una penisola di 9.000 ettari circondata dalle acque nell'estremo sud dell'Albania. È la principale meta turistica del paese con 236.000 visitatori nel 2019, l'anno record prima della pandemia. L'antica Butroton già nel VII secolo a.C. aveva un'acropoli ed era abitata dalla tribù illirica dei Caoni, ma secondo la mitologia classica, ripresa da Virgilio nell'Eneide, Butrinto fu fondata dal profeta troiano Elleno, figlio di Priamo e quindi cugino di Enea, anche lui in fuga da Troia. Enea nel racconto di Virgilio arriva dal mare ed entra nella città di Butrinto da questa porta che non a caso si chiama Porta Scea. Sì, lui era il primo che l'ha chiamato Porta Scea perché gli ha somigliato a una delle porte di Troia. E qui incontra anche Elleno, che è il mitico fondatore di Butrinto. Sì, proprio in questa porta lui ha incontrato Elleno e Elleno gli ha detto a Enea di non fermarsi in questo posto, però doveva continuare il suo viaggio verso l'Italia. E allora entriamo anche noi nella città di Butrinto. Una prima espansione si ebbe nel III secolo a.C., quando Butrinto fu dotata di una cinta di mura, di un santuario dedicato ad Esculapio e anche di un teatro perfettamente conservato. Questo teatro poi è diventato il centro della vita dell'antica città di Butrinto. Sì, il teatro fu costruito durante il III secolo a.C., in quel tempo quando questo territorio era sotto il controllo di Piro, re di Epiro. E veniva utilizzato solo per rappresentazioni teatrali o anche per altro? Si usava anche come un posto dove il consiglio della città faceva le sue riunioni. E anche come posto per le cerimonie sacre? Sì, dedicato al dio Esculapius, perché era costruito anche all'onore di Esculapius.
Il santuario era meta di continui pellegrinaggi e anzi, secondo una iscrizione, la costruzione del teatro fu consentita proprio dalle donazioni e dagli ex voto dei fedeli che chiedevano la guarigione ad Esculapio. E queste iscrizioni cosa sono? Queste sono iscrizioni che parlano per la liberazione dei schiavi e da queste noi sappiamo che anche le donne alla fine del III secolo a.C. avevano il diritto di ereditare il patrimonio della famiglia senza l'aiuto di un uomo. Nel II secolo a.C. Butrinto passa sotto il dominio romano e con Giulio Cesare diventa la colonia Iulia Butrotum, con un grande foro, templi, fontane e le immancabili terme che potevano contare su una grande abbondanza di acque. Al periodo bizantino, intorno al VI secolo, risalgono il magnifico battistero, con le sue 16 colonne, il secondo per grandezza dopo quello di Santa Sofia a Costantinopoli, e la grande basilica paleocristiana. E poi ci sono le testimonianze del periodo veneziano e di quello ottomano, tutti tesori che hanno consentito all'UNESCO nel 1992 di dichiarare Butrinto patrimonio dell'umanità. E ora Butrinto è anche al centro del nuovo itinerario culturale certificato dal Consiglio d'Europa, che è la Rotta di Enea. Butrinto è entrata a far parte della Rotta di Enea nel 2021, dopo un simposio in Turchia. Questo sicuramente ci consentirà di aumentare i flussi turistici dall'Europa, perché Butrinto è un frammento della grande storia del mondo mediterraneo. Il secondo dopoguerra in Istria, una comunità lacerata che però trovava svago nel nuovo cinema di Buje, un paese nel cuore della penisola che ora si trova in Croazia. Italiani, croati e altre persone che riescono a ricostruire una convivenza guardando Via col vento, o i western o i grandi drammi ancora in bianco e nero. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Quella sala, quell'edificio è stato costruito negli anni 48-49, in quegli anni lì. La ressa della gente che veniva, lui Zaghi diceva: stasera avevamo cavalli che corri, pistole che spara. Scene del film che erano più famosi, meno, ma sempre tanta gente era. Ma quella volta era una galleria, una balconata, le gallerie alla parte, la sala cinematografica. Nuovo Cinema Buje, documentario firmato da Alessio Bozzer, racconta la storia di questo cinema, un luogo magico dove le persone superavano le inimicizie politiche, le faide ideologiche o i rancori nazionali. Nuovo Cinema Buje nasce per caso, per una conversazione che ho avuto ormai più di 5 anni fa con una signora che si chiama Anna Maria. Parlavamo del più e del meno a Trieste, davanti a un caffè, e lei mi ha raccontato questa storia. Ha detto: ma tu sai che io, quando ero piccola, molto piccola, mi sono seduta sulle ginocchia di Tito perché è venuto a visitare il cinema dove noi vivevamo e dove mio padre era custode. Nel momento in cui lei mi raccontava questa storia, io me la sono immediatamente figurata come la scena di un film. Nuovo Cinema Buje presenta la storia degli italiani che hanno deciso di rimanere in Istria, il vissuto degli esuli e il sentire dei croati dell'Istria. All'interno di questa comunità, dove sicuramente anche ci sono state grosse difficoltà per riuscire a creare un equilibrio, però l'equilibrio si è venuto a creare. Le persone che mi raccontano alla fine dicono che esisteva un'armonia in questo luogo. A me piace pensare, e tutto sommato anche loro lo confermano, che il cinema era un luogo dove forse ha facilitato la creazione di questa armonia. Che cinema era? Anzi, come dicono i suoi intervistati, che cinematografo era?
Non è più il cinema come una volta, non è più il cinema con la pellicola, il proiezionista e il grande schermo. È diventato più che altro un luogo per manifestazioni e per incontri. La signora Anna Maria, che ora vive a Trieste, che ricordo ha di questo incontro con Tito? Lei era una bambina piccola e naturalmente non capiva chi aveva in casa, tant'è che la persona che è entrata l'ha riconosciuta solo perché lo vedeva spesso nelle fotografie che erano presenti in quei luoghi. Sicuramente è un ricordo molto vivido, ecco, molto, molto emozionante. Un cinema che era luogo di incontro, di amori, pettegolezzi, sorrisi, pianti, svaghi, la vita. Una vita che nel dopoguerra dell'Istria era tutta da ricostruire. I've never loved like this, never.